Presidente, la risposta alle critiche di un'assenza di concretezza è una grande apertura al confronto, è così? No, ma in realtà c'è molta concretezza, semplicemente parlo di obiettivi. Le leggi regionali avranno ovviamente i necessari dettagli, ma pensare che in un discorso programmatico scriviamo le leggi è illusorio ed è una presa in giro da parte di chi vuole contestare questa amministrazione. Ne prendiamo atto perché sta nelle normali logiche di maggioranza e opposizione, però in qualsiasi discorso programmatico al mondo si determinano gli obiettivi, i paletti entro i quali vuole muoverci l'attuale giunta, e su questo siamo molto convinti di avere impresso una grande misure e una grande direzione di cambiamento rispetto all'amministrazione precedente. Sempre nel rispetto comunque del confronto e dell'ascolto del territorio, questa sembra essere un pochino il punto cardine della vostra azione. Penso che a tutela dell'amministrazione regionale, ma soprattutto della comunità che dobbiamo rappresentare, sia quello di condividere e di far remare tutti nella stessa direzione. L'obiettivo è di dare risposte ai nostri cittadini e dunque se tutti lavoriamo nella stessa direzione per dare quelle risposte, penso in primo luogo alla questione sanità, penso alla questione autonomie locali, penso alla questione immigrazione, penso alla questione imprese e tassazione. Bene, se questi sono gli obiettivi e tutti lavoriamo in quella direzione, sono convinto che riusciremo a raggiungere ottimi risultati. Su temi caldi tipo l'immigrazione, lei ha detto non si tratta di eliminare diritti, si tratta di rispettare chi ha fatto tanto per questa regione anche. Sì, si tratta di ripristinare regole, non eliminare i diritti, ma ripristinare regole e giustizia sociale. Chi entra clandestinamente non può pensare di fare ciò che vuole, legittimo, anzi doveroso, trattarlo con dignità e rispetto e garantirgli tutti quei diritti necessari. È altrettanto doveroso non permettere che chi entra clandestinamente possa scorrazzare sul nostro territorio e arrivare anche ad atti di violenza o di criminalità che purtroppo abbiamo dovuto vedere e alcuni nostri cittadini hanno dovuto vivere. Presidente, in questi primi mesi ha affrontato anche temi centrali come le crisi industriali e il riassetto della sanità per quel che riguarda i livelli dirigenziali. Sì, dobbiamo ricostruire tutto il sistema sanitario partendo dalla direzione regionale che ha ottime professionalità. Dobbiamo affrontare crisi industriali come per esempio Pastazzara, come per esempio la criticità che non è una crisi industriale di Sertubi, ma ce ne sono altre a livello regionale. Su questo noi vorremmo intervenire con strumenti innovativi, penso all'esempio di quanto abbiamo fatto nella provincia di Gorizia col protocollo, con la filiera della navalmeccanica, dove non creiamo ammortizzatori sociali fine a se stessi, ma creiamo un percorso virtuoso che rimetta le persone nel mondo del lavoro, ridia la dignità del lavoro e oltretutto faccia crescere l'economia creando nuove realtà produttive che ovviamente producono nuova occupazione.